Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. È in corso ai piedi della Marmolada la cerimonia per ricordare le 11 vittime della tragedia dell'anno scorso. Vediamo il titolo del Gazzettino. Marmolada a un anno dalla tragedia, famiglie divise tra rabbia e rassegnazione. Non accettiamo la fatalità, vogliamo la verità per Erika e Davide, dicono i parenti. Ci collegheremo tra pochissimo con Tiziana Borognani in diretta dalla Marmolada, da Canazei, per darvi conto di quello che sta avvenendo, e intanto vediamo un servizio che riepiloga la tragedia ad un anno di distanza. Prima vediamo però, regia, se potete, alcune immagini della messa che in corso a Canazei, ai piedi della Marmolada. Vediamo le immagini del nostro operatore Bozzi. Vedete, c'è un altare con il sacerdote che sta officiando la messa, moltissime le persone presenti. Questa è una parte della cerimonia per ricordare le 11 vittime. Ricordo che ci furono anche molti feriti e ci sono polemiche sulla fatalità di una tragedia che molti familiari sostengono potesse essere evitata. Vi dicevo, vediamo comunque un servizio che ricorda quanto accadde un anno fa. La Marmolada, un anno dopo il crollo che causò 11 vittime, 8 erano venete. La ferita sul ghiacciaio è ben visibile, uno squarcio enorme ed aperto sulla valle, come la cicatrice che non potremo mai dimenticare, citata dal presidente del Veneto Luca Zaia, rimarcando la necessità di rispettare e proteggere la montagna. Sono i giorni del ricordo, delle commemorazioni per quelle 11 vittime spezzate in una calda domenica di sole. La regina delle Dolomiti è lì, meravigliosa e fragile. Ma sono sentimenti contrastanti, c'è ancora l'emozione per quelle tensioni, per la tragedia che è avvenuta un anno fa, e c'è il sentimento anche di bellezza, basta guardarsi intorno e vedere come la montagna con la Marmolada sia bella. Quindi ecco, questo contrasto che un po' stride, però ecco, fa parte un po' di quello che è la montagna stessa, gioie e anche dolori. E l'anniversario della tragedia riaccende il dibattito sui provvedimenti da prendere durante l'estate. Sulla scorta anche dell'esperienza l'anno scorso dovremo fare dei provvedimenti per, diciamo, limitare alcuni settori della Marmolada. Diciamo, non vogliamo parlare e non parleremo di zona rossa, di chiusura, ma soltanto di verificare che alcuni sentieri possano essere percorsi in sicurezza. Il rischio zero non esiste in montagna, rincalza il sindaco di Roccapietore, secondo il quale chiudere tutto non è la soluzione. I montanari sanno bene che le montagne possono creare questi problemi, cioè in tutta l'estate del 2022 saranno stati almeno 10 i casi di frane e di parti di roccia che si sono staccate dalle nostre montagne, anche sulle famose tracime di Lavaredo. La Marmolada ha avuto questa purtroppo grande sfortuna che sotto c'era una comitiva perfettamente attrezzata, perfettamente preparata, che però la sventura ha voluto che in quel momento fossero proprio in quel luogo. Nel dibattito interviene il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che invita a mettere da parte le ideologie. Serve il giusto mix e non deve vincere né l'ideologia di chi vuole per forza il turismo di massa senza regole, senza precauzioni, e né di chi dice che le montagne devono essere chiuse. Le montagne non possono essere chiuse. In qualche modo ce l'hanno insegnato chi le ha sempre vissute e anche quei ragazzi che stavano vivendo la Marmolada. Torniamo in diretta ai piedi della Marmolada perché sta parlando il sindaco di Canazei, Bernard. Andiamo in diretta, sentiamo. Questo tempo fragile. Abbiamo l'impegno e l'obbligo di farlo progredire e di preservarlo per le prossime generazioni. È un compito non facile in questo momento di cambiamento sia ambientale che sociale, ma il dialogo, il confronto e la capacità di andare oltre i confini possono essere l'arma in più per vincere questa sfida.
cari familiari, oggi siamo qui per commemorare, per fare memoria insieme. Sappiamo che dal 3 luglio dell'anno scorso il ricordo ai vostri cari è vivo e presente ogni giorno. Come grande e incolmabile è il vuoto lasciato da essi. Da quel giorno state percorrendo una strada che è in salita, come una parete verticale. Ma noi oggi siamo qui con un saluto, un abbraccio, una parola per darvi la mano e affrontare insieme questa salita, come una cordata che sale la parete della Marmolada, in cui Davide, Emanuela, Erika, Filippo, Gianmarco, Liliana, Martin, Nicolò, Paolo, Pavel, Tommaso sono con noi e vi incitano ad andare avanti. In questa triste ricorrenza Chi sta prendendo la parola porto adesso, il ricordo, la vicinanza del presidente Luca Zaia, inquadrato, è l'assessore alla cultura della regione del Veneto, Cristiano Corazzari. Sentiamo le parole di Corazzari. Di questa imponderabile tragedia che ha profondamente colpito anche la nostra comunità veneta. Siamo in un luogo che ci avvicina al Signore e ci dà anche il senso della nostra fragilità. Come rappresentanti delle istituzioni devo sottolineare l'impegno di tutti i soccorritori, di tutti i volontari, di tutti coloro che si sono messi sin dall'immediatezza di questo accadimento a disposizione e che per 18 giorni hanno lavorato. Sicuramente questa grave tragedia ci deve fare approcciare un pensiero di profondo rispetto nei confronti di quello che è la nostra montagna, di quello che è il nostro territorio, anch'esso che vive profondi cambiamenti, e deve essere una consapevolezza da parte di noi autorità e rappresentanti delle istituzioni di come dobbiamo lavorare sempre più tenacemente insieme per limitare per quanto possibile e prevenire per il futuro queste tragedie. Nessuno potrà lenire il dolore delle famiglie, ma penso che con il lavoro quotidiano e con un rispetto che deve essere trasfuso e insegnato del nostro ambiente, della nostra natura, potremo continuare a ricordare degnamente le vittime di questa tragedia e rispettare in modo opportuno le famiglie. Quindi un impegno che deve continuare nel tempo ed essere sempre più profondo. E questo era l'assessore alla cultura della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, che ha ricordato la tragedia di un anno fa. Adesso andiamo in diretta a Mestre da Anna Maria Parisi per quanto riguarda la cronaca nera, perché ancora i vandali in azione a Mestre. A te la linea, Anna Maria. Sì, vandali in azione qui in via Cardinal Massaia, strada che si interseca tra via Cappuccina e via Querini. 15 le auto vandalizzate nei giorni scorsi da una coppia di ragazzini, di cui un minorenne e un ragazzo di 20 anni, un italiano e uno di origine moldava. I due infatti sono stati presi perché grazie alla segnalazione dei residenti che, sentiti i rumori
rumori avvenuti nella notte hanno subito allertato il 113, quindi è arrivata di corsa la pattuglia delle volanti e gli agenti sono riusciti a inseguirle. 15 le auto danneggiate, si diceva, 15 auto sono praticamente un'intera fila che da dove mi trovo io si dirige verso via Querini. Le auto danneggiate di tutto, specchietti rotti, finestrini rotti, auto anche depredate con le carrozzerie rigate, insomma, perché l'hanno fatto? Semplicemente per passare il tempo. Qui la cosa è sistematica, di più è seriale, dicono i residenti che abbiamo sentito prima del collegamento, con la zona un tempo tranquilla, zona centrale di Mestre, si trova veramente a 2 passi da piazza Ferretta e da piazza Barche, divenuta oramai meta di sbandati tossici e anche di ragazzini che non sanno come passare il tempo. Da Mestre è tutto e la linea può tornare allo studio. Bene, grazie Anna Maria Parisi. La malavita è scatenata come sempre in vista delle vacanze. In settimana l'ultima che ha visto diversi episodi di microcriminalità accadere sul territorio della provincia è stata questa settimana, da Roncade a Villorba fino a Conegliano, quello che sembra essere a tutti gli effetti un tentato furto finito in tragedia con la morte di Margherita Ceschin, sorpresa in casa e uccisa. A breve potrebbe partire una collaborazione tra la Polizia Locale di Treviso e l'associazione Furti in Corso, sulle cui pagine quotidianamente appaiono segnalazioni importanti. Vediamo. Il raid di Roncade con via Rocco presa di mira per 2 pomeriggi di fila, prima le auto parcheggiate, poi le case. Il tentato furto a Villorba, dove i ladri, così come a Monastier, si sono introdotti in casa con i proprietari all'interno. L'episodio con conseguenze ben più tragiche di Conegliano, dove con tutta probabilità i ladri sono stati sorpresi. In quel caso la tesi più accreditata è che si siano introdotti nella casa di Margherita Ceschin salendo sull'auto della vittima, parcheggiata proprio sotto al terrazzino. È il presidente fondatore dell'associazione Furti in Corso, Cristian Demma, sulla cui pagina social fioccano segnalazioni ed avvertimenti ormai quotidianamente ad avvertire. Ci stanno dietro, loro ci guardano, sanno le nostre abitudini. Si deve dire questa cosa perché non è più un tabù, perché sembra che non si possa dire per creare agitazione, ma in realtà lo sappiamo. Dalla scala lasciata al muro per finire un lavoro iniziato il giorno prima, alla porta finestra aperta per far prendere aria alla casa. Purtroppo quella scala lì è un regalargli un aiuto a chi può venire su e entrare facilmente in casa e coglierci di sorpresa. Mai banalizzare su una segnalazione, è quello che va detto, cioè è veramente le cose più semplici aiutano i carabinieri e la polizia a darci una mano. Intanto, conferma Demma, il numero di dispositivi di allarme in dotazione nelle abitazioni è quintuplicato negli ultimi anni. C'è un grande bisogno di sicurezza. L'associazione, che da anni promuove incontri sul territorio anche per sensibilizzare contro le truffe, potrebbe presto essere ricevuta al comando di Polizia Locale di Treviso per avviare una collaborazione che permetta interventi sempre più tempestivi e di prevenzione sul territorio. Perché anche il cittadino può fare molto di più dando una mano attivamente alle forze dell'ordine. E i ladri l'altra notte hanno colpito in centro storico a Treviso, a 2 passi dalla caserma dei Carabinieri. Sono entrati da Tony da Spin, un noto ristorante del centro storico. Vediamo le immagini tratte da Treviso oggi. Vedete proprio le immagini riprese dalle telecamere interne di un ladro che entra e che ovviamente poi va subito a cercare la cassa. E non si sa se abbia trovato dei soldi, probabilmente sì, e quindi poi ha ovviamente guadagnato l'uscita. È stata colpita anche un'altra osteria vicina, e questo proprio avviene nel centro storico di Treviso, vicino a via Cornarotta, dove c'è proprio il comando dell'Arma dei Carabinieri. Quindi questo dimostra che non c'è più nessuno scrupolo nel compiere delle effrazioni e entrare anche nei locali nel centro storico di Treviso. Momenti di paura sabato sera, e qui siamo a Padova, davanti al monumento dell'11 settembre, un uomo urlando Allah Akbar ha minacciato i passanti con un coltello.
Urlava Allah Akbar, in mano un coltello per minacciare chiunque gli passasse vicino. Alcuni passanti spaventati sabato sera verso le 21 hanno chiamato il numero di emergenza della questura di Padova per segnalare un uomo che in evidente stato di agitazione stava correndo in mezzo alla strada vicino al monumento dell'11 settembre di Lipskin in via Giotto davanti ai giardini dell'Arena. Sul posto sono arrivati le volanti della polizia che grazie alla descrizione fornita dai testimoni hanno trovato poco lontano lungo il fiume Piovego l'uomo armato. Era emerso in acqua e alla vista dei poliziotti ha cercato nuovamente di scappare verso via del Carmine. Durante la fuga ha gettato alcuni oggetti dalle tasche e poi ha preso da terra una bottiglia di vetro vuota, l'ha rotta e ha minacciato con il coccio gli agenti che sono riusciti comunque a fermarlo e immobilizzarlo. Visto lo stato di forte agitazione, l'uomo è stato portato in ospedale per accertamenti. Si tratta di un 34enne pakistano. La questura sta svolgendo in queste ore accertamenti per capire se sia irregolare sul territorio. Il pubblico ministero nel frattempo ha disposto l'arresto per minaccia a pubblico ufficiale, sequestrati 2 coltelli usati per minacciare i passanti. Servizio di Valentina Visentin, andiamo a Vicenza adesso per l'incendio di 2 auto che erano state parcheggiate in un'auto rimessa a Torri di Quartesolo. Incendio di 2 auto stanotte all'interno di una rimessa interrata a servizio di una serie di villette a schiera a Torri di Quartesolo. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, arrivati poco dopo le 3 di notte, hanno spento con la schiuma le 2 auto che si trovavano parcheggiate nella rimessa a ridosso del muro. Auto distrutte e interno del box danneggiato. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. E ci collegheremo più tardi con Tiziana Bolognani in diretta da Canazei perché ai piedi della Marmolada è in corso la cerimonia per ricordare le 11 vittime della tragedia di un anno fa. Andiamo adesso a Montecchio Maggiore, continuiamo con la cronaca. Guida un camion con patente sospesa e documenti fasulli ed è scattato l'arresto con multe per 3.000 euro. Arrestato dalla polizia locale dei Castelli il conducente di un auto articolato fermato durante un controllo lungo la strada provinciale 500 a Montecchio Maggiore. Alla richiesta della pattuglia di esibire i documenti, l'autotrasportatore ha consegnato una patente di guida italiana e una carta di identità in formato elettronico che a seguito dei controlli sono risultate false. Entrambi i documenti contraffatti e intestati ad una persona effettivamente esistente ma diversa dal conducente fermato, sebbene riportassero la foto di quest'ultimo. Sull'uomo, 52enne residente in provincia di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, pende un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della patente, derivante dal totale esaurimento dei punti a disposizione della propria licenza di guida. L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato ed è stato sanzionato per altre irregolarità riscontrate per un totale di circa 3.000 euro. Disposto il fermo del camion per 3 mesi. Erano in 44.000 gli spettatori per il gruppo metal tedesco dei Rammstein. Il protocollo della sicurezza ha retto, si temevano disordini. Sentite cosa hanno trovato gli uomini della Guardia di Finanza. Alla creatività umana non c'è limite. Chissà se lo hanno pensato anche gli agenti che sabato, nei normali controlli durante il concerto del gruppo tedesco dei Rammstein, hanno scovato un giovane con della marijuana nascosta nel panino al salame. Il cane antidroga della Guardia di Finanza, però, non si è fatto ingannare. Il bilancio della questura di Padova parla di 13 persone denunciate per possesso di droga. Il dispositivo ha retto e non sono emerse particolari criticità. Sono stati 3 gli interventi per qualche intemperanza dovuta all'abuso di alcol. 3 giovani infatti sono stati denunciati per resistenza pubblica ufficiale e allontanati dallo stadio. In 4 sono stati soccorsi per l'abuso di alcol e sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. E Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, che è stata nei giorni scorsi a Bruxelles per discutere di immigrazione, PNRR e quant'altro, oggi è all'Associazione dell'Asso Lombarda degli imprenditori lombardi. Vediamo in diretta cosa sta dicendo nel suo intervento. Vediamo. Con le nostre misure di fare la nostra parte, penso soprattutto al tema del taglio del cuneo fiscale, del cuneo contributivo, e agli incentivi per l'assunzione dei giovani,
Così come credo che sia stato un segnale molto importante l'abolizione del reddito di cittadinanza per chi poteva lavorare, perché chi può lavorare non può e non deve essere incentivato a non farlo. Abbiamo bisogno del contributo di tutti. Ora stiamo lavorando per reperire le risorse che sono necessarie a rendere strutturale il taglio che abbiamo previsto per il 2023. Come sapete, 6 punti percentuali per i redditi di lavoro fino a 35.000 euro, 7 punti per quelli fino a 25.000 euro. Un segnale non di poco conto, in 7 mesi di lavoro e con le scarse risorse che abbiamo a disposizione. Così come lavoriamo sulla riforma fiscale e intendiamo riconoscere nella riforma fiscale, tra le altre cose, una tassazione di favore per quelle imprese che investono in innovazione, così come per quelle che investono in capitale umano. Perché guardate, questa è un'altra grande questione. Nel tempo nel quale si affaccia l'intelligenza artificiale nella nostra vita, noi dobbiamo capire l'importanza del capitale umano. Eravamo abituati a un progresso che serviva a ottimizzare il capitale umano e oggi rischiamo di trovarci di fronte a un progresso che sostituisce le capacità umane e questo può produrre uno shock incredibile nella nostra società e quindi bisogna che le due cose camminino insieme. C'è ovviamente ancora molto da fare. E i dati positivi che registriamo sono un incoraggiamento a fare meglio e ad affrontare problemi strutturali che in passato alla fine non si è mai riusciti ad affrontare. Penso al forte disequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, 2 milioni di posti di lavoro che il mercato non è attualmente in grado di soddisfare per carenza di profili adeguati. È una cosa che noi non ci possiamo permettere in questo contesto e dunque una delle principali sfide che ci poniamo è quella di riformare le politiche attive del lavoro, legando sempre più la formazione alle competenze richieste dalle imprese, richieste dalla continua e rapida innovazione che attraversa il mondo produttivo e la nostra società. E anche su questo sarà importante il contributo del mondo imprenditoriale. Il vostro contributo, le vostre idee, le vostre proposte. Su questo e su molto altro possiamo... E questa era Giorgia Meloni a Milano in diretta con gli imprenditori lombardi, stava snocciolando tutti i dati positivi a suo giudizio e intanto però torniamo sul nostro territorio, andiamo a Vicenza da Daniele Garbin perché il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha deciso di ridurre il numero dei concerti in città. C'è una petizione dei commercianti contrari a questa iniziativa. Sentiamo Daniele Garbini in diretta, a te la linea. Sì, buongiorno, grazie della linea. Ci troviamo in centro storico in Piazza dei Signori. Oggi parliamo di eventi e spettacoli, soprattutto di concerti. In questo luogo prestigioso si sono esibiti numerosi artisti negli ultimi anni soprattutto. Questa tendenza però pare non essere confermata dalla nuova giunta comunale. Giacomo Possamai, il sindaco neoeletto, pare intenzionato a spostare appena sarà possibile una parte almeno degli eventi al Parco della Pace. Ecco, questa decisione non è piaciuta soprattutto a tanti commercianti. Sentite cosa ci hanno detto nelle interviste raccolte durante il fine settimana. È tutta un'altra cosa fare un concerto in centro storico. Tutti gli artisti preferiscono i centri storici, vedi Venezia, vedi qualsiasi altra città, ma l'Ostica stessa che lo fanno in Piazza degli Scacchi. E personalmente il centro è tutta un'altra cosa, sia per noi, per i cittadini, noi commercianti, ma anche per gli artisti stessi, perché la location è invidiabile. Gli artisti a Vicenza non volevano venire perché dicevano che Vicenza è una città non conosciuta, non frequentata da artisti, che ci voleva un'apripista. Noi l'apripista l'abbiamo avuto nel periodo del Covid, grazie a Silvio Giovine che ha portato in centro storico Elisa, che in 4 minuti aveva venduto tutti i biglietti. Più abbiamo movimento qua in centro, o più ovviamente abbiamo anche noi più movimento, certo, e più lavoro. E vederci che vogliono toglierci i concerti in centro vuol dire togliere lavoro anche a noi commercianti in centro e quindi non abbiamo più quella possibilità di lavorare anche noi e anche espanderci, anche tipo adesso è venuto fuori il problema del plateatico. E se ulteriormente andremo a togliere anche i concerti, penso che sia una cosa non positiva per noi commercianti qui delle piazze, insomma, ecco.
Ufficialmente è per recare meno disturbo ai residenti, sembra che sia una contrapposizione ai residenti. Ecco. Ma credo che insomma magari si possa trovare un punto d'accordo, alla fine i concerti si raggruppano magari in una settimana, quindi penso che per il bene anche del centro, perché resti animato, si possa trovare appunto un punto di incontro tra i residenti e noi commercianti. Sicurezza, non ho mai visto una rissa o un qualcosa nei concerti. Ordine pubblico sono sempre stati fatti per bene, sia con la sicurezza negli ingressi vari. Disturbo, che disturbo deve portare? Porti anzi solamente un po' di festa. Più persone ci sono in piazza, più possiamo anche dimostrare il nostro lavoro, la ricerca che facciamo e la passione che c'è per questo lavoro. Se non ci sono persone in piazza non è possibile farlo. Dopo Elisa è arrivato il volo, solo pensare al volo che sono conosciuti in tutto il mondo, Max Pezzali, abbiamo avuto Venditti, De Gregori, Neck. Cioè ci sono stati una serie di artisti anche da lì in poi di un certo calibro. Quest'anno ne arrivano anche, arriva Gigi D'Alessio. Beh, io sono favorevole ai concerti, anzi, in realtà mi dispiace un po' questa scelta. Diciamo che Vicenza negli ultimi anni ha preso anche un po' piede, io vedo parecchi turisti, però questa è penso sia una scelta abbastanza importante in realtà, perché il cittadino si muove sempre in città e nel weekend... Oltre al turismo bisognerebbe anche concentrarsi, penso che la base siano i cittadini. Esatto. Noi andiamo controcorrente riguardo i concerti, perché nelle altre città, vedi anche Marostica sta facendo veramente una bella estate. Certo, può darsi di una banda heavy metal, può essere un po' più difficile, però nell'ambito della piazza, che è la nostra piazza, dei concerti mirati, ecco, con determinati tipi di musica si possono ancora fare, penso io. Siamo molto dispiaciuti perché comunque questi eventi portano una grandissima affluenza ed essendo appena avviati potrebbe essere sicuramente molto più stimolante. Siamo un'attività specializzata che cerca di dare un'ottima qualità e un'ottima immagine anche alla città e quindi dovremmo pensarci molto meglio a questa cosa. Avete magari pensato a una petizione? Beh, abbiamo pensato di raccogliere delle firme per vedere chi vuole i concerti in piazza e chi non li vuole. Non vi svelo ancora come sta andando, ma penso che il mio sorriso dica tutto. Questi i volti e le voci delle persone preoccupate che porteremo come nostra consuetudine al sindaco e alla giunta. Sentiremo così la loro risposta. Per il momento restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Daniele Garbin da una piazza dei signori bagnata dalla pioggia. E parliamo adesso di carceri e di rieducazione dei detenuti, rieducazione a cui tiene molto il nuovo ministro della giustizia Carlo Nordio, che dice che il carcere deve essere repressivo, è chiaro, ma bisogna anche fare molto perché i detenuti attraverso il lavoro e anche lo sport possano essere comunque rieducati. Vediamo. Abbiamo già aumentato, adesso è in corso la distribuzione delle nuove unità che sono vincitrici di un concorso e questo avverrà a brevissimo termine e ne trarrà beneficio ovviamente anche Venezia. Il ministro Nordio si è attivato per risolvere molte situazioni al collasso all'interno delle carceri, compreso quello di Santa Maria Maggiore, dove in poco più di 15 giorni si sono tolte la vita 2 persone. Ma non è un compito semplice, spiega. Questi problemi si sono sedimentati nel tempo e il nostro carcere, che dovrebbe avere, il nostro sistema carcerario, che dovrebbe avere un significato, una tendenza rieducativa, come vuole la Costituzione, oltre ovviamente che punitiva, perché la sanzione penale è essenzialmente afflittiva, ma non dobbiamo dimenticare quella rieducativa che appunto è dettata dalla Costituzione. E a questa si rimedia soltanto allargando nell'ambito delle carceri quelle che sono le attività, che sono lo sport e il lavoro. La funzione rieducativa è dunque fondamentale anche una volta scontata la pena. Abbiamo concluso l'altro giorno un accordo con il CNEL proprio per il reinserimento dei detenuti
che abbiano appreso in carcere determinate attività. Nel frattempo proseguono le indagini sul suicidio di Bassem Degaci, che dopo aver ricevuto una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per episodi di spaccio di 5 anni prima, era rimasto da solo nella sua cella di Santa Maria Maggiore per un'ora, nonostante la moglie, dopo averlo sentito in preda alla disperazione, avesse chiamato per 3 volte il penitenziario lanciando l'allarme. L'obiettivo delle indagini è ricostruire i passaggi di quella mattina e capire come mai ci sia stato un buco di un'ora nella sorveglianza in cui Degaci ha portato a Dama ciò che aveva annunciato. Ne parleremo stasera a Focus alle 21:15 di quanto sta accadendo in Francia, intere città messe a ferro e fuoco da bande di giovani di seconda, terza e quarta generazione, figli di famiglie immigrate in Francia anche molti anni fa, che vivono nelle periferie, si sentono discriminate, frustrate. È bastata una scintilla, l'uccisione di un giovane 17enne da parte della polizia per scatenare la guerriglia in tantissime città, in tantissimi paesi, ed è una protesta che sta contagiando anche altre nazioni. I disordini sono in corso anche in Svizzera. Vediamo a Trieste, una delle prime città, anzi una delle prime regioni, Friuli Venezia Giulia, ad aver creato hotspot per i riconoscimenti. Vediamo il servizio della nostra redazione triestina di Tele4. Si avvicina sempre di più la realizzazione di un hotspot in Friuli Venezia Giulia dedicato al riconoscimento dei migranti, prevalentemente per coloro i quali provengono dalla rotta balcanica. Il luogo prescelto è ancora top secret, ma la situazione nazionale, come riporta il quotidiano Il Giornale, in questi giorni sta vivendo una fase di semicollasso dovuta al numero sempre crescente di sbarchi nelle coste di Sicilia e Calabria e di arrivi via terra dal così chiamato Corridoio Est, che vede proprio il Friuli Venezia Giulia come primo approdo in terra italiana. Nei primi mesi del 2023 il Viminale ha notificato 64.930 sbarchi di migranti, più 135% come aumento di arrivi rispetto al 2022 e con 14.575 migranti sbarcati solo nel mese di giugno. Nelle intenzioni del governo, oltre alle applicazioni del decreto Cutro, c'è la ferma volontà di dare attuazione al patto sui rimpatri stabilito in Lussemburgo con la contrarietà di Polonia e Ungheria. Gli hotspot in questo caso sarebbero dedicati a procedure le più snelle possibili di riconoscimento, oltre che di prima e temporanea accoglienza. Secondo le linee del commissario all'immigrazione, il prefetto Valerio Valenti, si tratterebbe di strutture con una capienza limitata, si parla di 100 posti che a oggi potrebbero essere operative nei luoghi maggiormente interessati dai fenomeni migratori. Il Friuli Venezia Giulia sarà probabilmente la prima regione a vedere allestita una struttura di questo tipo. Un percorso non facile non solo a livello amministrativo ma anche sociale, in quanto lo stesso Valenti ha dedicato molto del suo lavoro a contatto con i territori per definire luoghi e modalità operative. I rimpatri in tal senso hanno l'obiettivo di sgravare le zone a oggi dense di donne e uomini provenienti da diversi paesi, identificando coloro i quali non hanno i requisiti per la richiesta di protezione internazionale, lasciando respiro alla gestione di chi ottiene lo status di richiedente asilo. Sempre dal Viminale emerge di fatti che fra i principali paesi di provenienza vi sono nazioni come Costa d'Avorio, Guinea, Egitto, Pakistan e Bangladesh, inserite nell'elenco dei non aventi diritto alla protezione internazionale. Servizio di Bernardo Gulotta, e adesso andiamo a Treviso, all'aeroporto Canova. In un anno sono state sanzionate 33 persone transitate con al seguito importi dai 10 ai 60.000 euro. Vediamo. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Treviso e le Fiamme Gialle hanno intercettato nel corso del primo semestre dell'anno denaro contante per 565.000 euro, multando illeciti valutari 33 persone che portavano con sé denaro contante tra 10 e 60.000 euro all'aeroporto Antonio Canova. Il risultato ha superato gli esiti delle attività ispettive del 2022, durante il quale è stata intercettata valuta per 477.000 euro e contestata a 31 persone la violazione della normativa sulla circolazione transfrontaliera di denaro contante. Tra i casi di maggior rilievo nel primo semestre, quello di un cittadino ghanese in arrivo da Malta con 37.000 euro, un moldavo proveniente dalla Spagna con 20.000 euro e, negli ultimi giorni, un cittadino greco in partenza per l'Olanda trovato in possesso di 60.000 euro. Il denaro è stato nascosto sugli indumenti e nei bagagli, ma ciò non è bastato a eludere i controlli e il fiuto delle unità cinofile antivaluta Cash Dog. Oltre alle contestazioni amministrative vengono effettuati specifici approfondimenti finalizzati a riscontrare la coerenza dei redditi
redditi con la valuta trovata in possesso dei viaggiatori controllati, verificando se siano oggetto di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, se siano percettori di reddito di cittadinanza o di emergenza, beneficiari di alloggi popolari o in emergenza abitativa. Fino a dicembre tra i 70 e i 90 euro in più in busta paga per gli stipendi entro i 35.000 euro grazie al decreto lavoro. Il calcolo è della CGA di Mestre, nessun aumento per i pensionati e lo SPI CGIL per questa ragione va all'attacco. Sentiamo. Con il taglio del cuneo fiscale deciso dal governo ci saranno più soldi in busta paga, ma gli effetti del decreto lavoro saranno temporanei, termineranno il prossimo 31 dicembre. In ogni caso, secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, per gli stipendi fino a 25.000 euro lordi, il taglio del cuneo passa dal 3 al 7%, con un ipotetico aumento dello stipendio di circa 70 euro al mese. Mentre per le retribuzioni tra i 25 e i 35.000 euro lordi, la riduzione sale dal 2 al 6%, con un possibile aumento in busta paga di circa 90 euro mensili, fino al 31 dicembre. È una misura che servirà a contrastare anche l'inflazione. Ora però vanno trovate le risorse per renderla permanente, anche perché abbiamo capito che il caro vita, purtroppo, durerà molto più di quanto prevedevamo. Ora abbiamo bisogno di un fisco meno esigente, più equo e più efficiente, anche per contrastare più efficacemente chi evade. A proposito di tasse, a giugno, che assieme a novembre è il mese dove si concentra il maggior numero di scadenze fiscali, tra IVA, IRES, IMU, IRAP, IRPEF, eccetera, i contribuenti veneti hanno versato una cifra che la CGA stima in 5 miliardi e 800 milioni di euro. Tornando al fronte stipendi, invece, nessun aumento per i pensionati, nonostante su alcuni cedolini delle pensioni del mese di luglio sia comparsa la voce aumento pensioni basse 2023. A spegnere subito gli entusiasmi lo SPI CGIL del Veneto, che parla apertamente di presa in giro. Sotto quella sigla è stata messa la 14ª mensilità, un provvedimento del 2007 ulteriormente allargato nel 2016. Si continua con le bugie per coprire l'inerzia, l'inattività, l'immobilismo di questo governo nei confronti della riforma delle pensioni, che stiamo aspettando da lungo tempo, e che vengano mantenuti gli impegni che hanno assunto in campagna elettorale e che venga dato un aiuto concreto alle pensionate e ai pensionati che hanno delle pensioni basse. E parliamo di panificatori perché mancano professionalità soprattutto per i lavori stagionali e proprio tra i mestieri in cui si fa fatica a trovare risorse umane c'è quello del panificatore. Secondo la categoria ne mancano almeno 300 in tutta la Marca. Insomma, manca personale dappertutto, nelle imprese, nelle strutture ospedaliere. Davvero una situazione critica sotto tutti i punti di vista. Vediamo. Se in cerca di un lavoro, nei panifici della Marca ce n'è da vendere, soprattutto nella zona della Castellana. A confermarlo il presidente del gruppo panificatori di Confcommercio Treviso, Tiziano Bosco. In tutto il territorio provinciale ne mancano almeno 300. E nella Marca ci sarebbe bisogno almeno 300-400 lavoratori da qui a fine anno. E tenete conto che le scuole professionali, che sono 2 in provincia di Treviso, Lancianigo e Oderzo, ogni anno che sfordano i ragazzi che escono dalle scuole trovano subito lavoro. La situazione è drammatica comunque nelle zone di villeggiatura, quindi nelle spiagge in montagna, dove veramente le aziende fanno fatica a soddisfare le richieste di lavoro. Una richiesta talmente alta da convincere l'associazione a muoversi su più fronti. Da un lato stringere accordi con le scuole del territorio come l'Istituto Alberghiero Maffioli, dall'altro adeguare gli orari del lavoro ai lavoratori, le cui esigenze, spiega Bosco, sono completamente cambiate, così come quelle del consumatore. Il nostro lavoro adesso si sta spostando più durante la giornata. Gli orari di notte stiamo cercando di abbandonarli il più possibile, anche se, a dire la verità, qualcuno ci dice che lavorare di notte è comodo perché comunque poi hai il pomeriggio per dedicare ai propri hobby e ai propri interessi. Panificatori che hanno reagito al crollo del consumo di pane degli ultimi 20 anni. Era 1 chilo pro capite negli anni 60, oggi si attesta intorno ai 50 grammi a persona. Non vengono più ad acquistare il pane la mattina presto, ma preferiscono quando escono dal lavoro alla sera e magari prendere anche la pizzetta, un aperitivo per la cena, quindi sì, stiamo adeguando sia alle richieste dei nostri lavoratori ma anche della clientela.
Torniamo in diretta ai piedi della Marmolada, dove un anno fa una valanga di ghiaccio e di detriti travolse degli escursionisti. Ci furono 11 vittime, molti feriti. Oggi è in corso la cerimonia per ricordare i morti. Ci colleghiamo in diretta con Tiziana Bolognani. Sì, buongiorno direttore, a te a studio, ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. La funzione religiosa e la parte civile si sono concluse da pochissimo, così come da poco si è conclusa anche alle nostre spalle la cerimonia intima di posa e benedizione di un cippo che commemora la tragedia, una targa in memoria delle 11 vittime che il 3 luglio del 2022 alle 13:43 in conseguenza del distacco del Seracco del ghiacciaio di Punta Rocca persero la vita. È stata una cerimonia molto partecipata ma al contempo anche molto intima. Il parroco che ha celebrato la Santa Messa è Don Albino Dell'Eva, che è stato qui a nome dell'Arcivescovo di Trento, presenti tutte le autorità della provincia autonoma di Trento e della provincia di Belluno. Per la provincia di Belluno c'era il sindaco di Roccapietore Andrea De Bernardin, per la regione del Veneto l'assessore Cristiano Corazzari. È stato un momento davvero toccante, i familiari seduti di fianco, comunque in prima fila, stretti in un dolore che è ancora troppo fresco, più facile, ha detto infatti Don Albino Dell'Eva, che si rimargini la cicatrice sul ghiacciaio, piuttosto che questo accada nel cuore, nell'animo dei parenti delle vittime, ed è a loro che la solidarietà mostrata esattamente un anno fa è stata rinnovata. Solidarietà, vicinanza, unità nei confronti di chi ha perso i propri familiari e nei confronti dei soccorritori che in quei frangenti, nei primissimi istanti, rischiarono essi stessi la vita. Dopodiché, come sapete, anche la modalità delle ricerche venne, come dire, confinata per rispettare anche la sicurezza di chi doveva salire in cima al ghiacciaio per recuperare i corpi delle vittime. Oggi la Marmolada appare completamente differente rispetto ad un anno fa, ed è vero che il clima di quest'estate è decisamente differente rispetto alla estate piena che si percepiva anche ai 3.000 metri di quota della Regina delle Dolomiti. Ci sono molte nubi, per cui la visibilità è anche molto scarsa, è necessario tenere indosso il piumino perché c'è oggettivamente un clima decisamente frizzantino. I cambiamenti climatici, certamente il cambiamento climatico è certamente tra le cause del distacco di quella porzione di ghiacciaio, e Don Albino proprio durante la sua omelia ha detto che quest'anno ricorrono per lui 4 anniversari, ha ricordato la tragedia del Cermis, così come quella della Val di Stava, della tragedia di Tesero. Ha detto che, e naturalmente ha parlato di differenze, in alcune di queste tragedie ci furono responsabilità personali, responsabilità umane, e invece qui c'è stata l'imprevedibilità, e contro l'imprevedibilità non c'è stato nulla da fare, non c'è stato nulla di concreto da poter mettere in atto nelle giornate, nelle settimane,
settimane immediatamente precedenti al distacco, e quindi l'impegno rinnovato dalle istituzioni, cioè quello di vigilare, di essere costantemente presenti nel rispetto del territorio, ricordando che la montagna è e resterà un luogo libero e accessibile a tutti con consapevolezza. Questa mattina ho intercettato, poco prima dell'inizio della celebrazione religiosa, il sindaco di Canazei Giovanni Bernard, e prego la regia di mandare questo contributo, dopodiché la linea può tornare allo studio. Sindaco, un anno dopo si ritorna per un momento di riflessione e anche un modo per stringersi attorno ai familiari. Ma sì, siamo qui per commemorare, fare memoria insieme ai familiari, soprattutto ai sopravvissuti, che saranno anche loro, e un po' a tutti quelli che in quei giorni hanno lavorato, hanno avuto anche coraggio a affrontare certe situazioni, ecco, insieme come una grande famiglia, diciamo, per stare soprattutto vicini a chi in questo anno ha sofferto, sta soffrendo, e cerchiamo di dare un po' di conforto anche in questa giornata. Questi 3 giorni sono stati 3 giorni organizzati per riflettere, per parlare della montagna. Sappiamo esserci un bel po' di polemiche sempre relative all'apertura o alla chiusura della montagna. Ma per noi la montagna è vita non solo in senso economico, ma perché siamo qui, ci viviamo, e quindi per noi è la nostra vita. In questo momento stiamo affrontando un po' delle sfide, delle sollecitazioni, le chiamerei, ecco. Il fatto, l'evento l'anno scorso ha aperto degli scenari che magari si pensavano anche non impensabili, ecco. Però noi vogliamo affrontare questa situazione con calma, anche con serenità, sapendo che la montagna non possiamo chiuderla. L'ho detto più volte, dovremo altrimenti chiudere tutta la montagna, perché in questo contesto è vero, c'è un rischio di possibili crolli di ghiaccio, ma i crolli di massi, di frane sono ovunque e ogni giorno lo vediamo. Quindi ecco, dobbiamo affrontare questa situazione, ma tutti insieme, ecco, sia noi amministratori responsabili di questo territorio, ma anche chi fruisce della montagna. E questo era il sindaco Giovanni Bernardi, il sindaco di Canazei, una nota località del Trentino, dove sulla Marmolada è avvenuta questa tremenda sciagura. E intanto causa i cambiamenti climatici di cui parlava Tiziana Bolognani, che si è collegata in diretta poco fa, responsabile della nostra redazione di Belluno. In seguito ai cambiamenti climatici i ghiacciai si sciolgono e quindi è sotto controllo la situazione comunque della Marmolada. Sentiamo cosa ha detto Sergio Benigni, responsabile della prevenzione rischi della provincia di Trento. C'è uno spessore di neve un po' di più di quello dell'anno scorso, insomma caduta negli ultimi mesi primaverili, marzo, aprile, e anche però dell'acqua superficiale. C'è già la neve in fusione, quindi l'acqua superficiale percola e scorre sulle placche rocciose sotto la zona del crollo. Il ritiro del ghiacciaio è un dato di fatto, nel senso che appunto negli ultimi 3 anni la superficie del ghiacciaio si è ridotta molto di più, cioè non proporzionale rispetto alla media degli ultimi 20 anni, che era di 5 ettari all'anno. Negli ultimi 3 anni siamo arrivati addirittura a perdere una superficie di 9 ettari. Abbiamo rilevato spessori del ghiaccio pari in un transetto di 26,7 metri, quindi quasi 30 metri insomma, di spessore di ghiaccio. Ma non è molto, perché con la tendenza attuale, la perdita di spessore annua che rileviamo, insomma, in qualche decina d'anni il ghiacciaio potrebbe anche sparire. Ancora una tragedia purtroppo in montagna. Ieri mattina a Quero Vas, nella valle di Schievenin, un uomo di 59 anni, Stefano Cattelan di Favaro Veneto, esperto scalatore appassionato della montagna, è caduto sbattendo la testa da una delle pareti della palestra di Roccia, un luogo molto frequentato durante i weekend d'estate. A dare l'allarme attorno alle 9:20 è stato un gruppo di escursionisti che ha visto una corda pendente dalla roccia e successivamente il corpo di un uomo esanime a terra, e purtroppo non si è potuto che constatarne il decesso.
Andiamo a Treviso, bellezza e coraggio in passerella a Venegazzù. Ieri sera per la 5ª edizione della Forza in passerella, sfilata di moda sostenuta da donne che hanno affrontato un percorso oncologico. Obiettivo della serata è anche raccogliere fondi per sostenere l'aiuto psicologico che offre la LILT di Montebelluna. Vediamo il servizio. Questa è la mia 4ª sfilata e sono super emozionata. È stata una forza perché le modelle sono, anche quelle che avevano già sfilato, sono bravissime, sono molto forti, molto coinvolgenti, e poi ci sono Michela e Doris che sono veramente delle forze della natura, veramente. Ma è meraviglioso perché comunque è una distrazione, un modo anche di pensare diversamente. Quando sei solo è più difficile affrontare le cose. Qui ho trovato la forza con tante mie amiche per rinascere, veramente. È proprio una cura, non è una passerella, non è una sfilata, è una cura. Ricordati di vivere, il testimone complice in Sulle note di Ricordati di vivere di Giovanotti, la cornice è quella di Villa Gasparini Loredana di Venegazzù. La 5ª edizione della Forza in passerella. Sono 46 donne dai 23 ai 79 anni che hanno sfilato ieri sera con coraggio e determinazione davanti ad oltre 400 spettatori. L'evento itinerante vede come protagoniste donne che hanno affrontato una malattia e in molti casi stanno ancora vivendo un percorso oncologico. La forza, veramente la forza di donne che vogliono ritornare a risplendere, ritornando alla loro femminilità dopo aver avuto una diagnosi oncologica, perché la Forza in passerella raccoglie qualsiasi persona, o meglio donna, che ha avuto questa diagnosi, che l'ha un po' spaesata, l'ha fatta sentire sola, e in questo momento invece si sente emozionata, si sente felice. Sfilano insieme proprio per dare una testimonianza di come sia importante restare unite, di come sia importante trovare un'energia che scaturisce proprio dall'unione, che permette di affrontare con la massima energia questa battaglia, questo percorso così lungo. 6 comuni in campo per sostenere concretamente l'iniziativa. I proventi di quanto ricavato saranno devoluti alla LILT del territorio per realizzare il progetto di supporto psicologico per i pazienti e le loro famiglie presso la delegazione LILT di Montebelluna, presente ieri sera. Sinora noi abbiamo avuto sempre delle persone che sono venute per grazie, però insomma, se invece noi abbiamo anche la possibilità o di dare un obulo, comunque di stipendiare, sappiamo che per tutti i mesi dell'anno noi abbiamo una psicologa a disposizione per tutte le persone che ne hanno bisogno. Renato Cappoia e Mattia Pizzaia quest'oggi in regia per Focus TG, stasera Focus tante signore, Antonella Tocchetto, Simonetta Rubinato, Paola Roma, Egle Di Pietro, Deborah Giordano ed Irene Valandro. C'è stato un convegno sulla sanità della Marca organizzato a Castelfranco, Veneto, dalla CISL alla presenza del direttore generale dell'ULSS Marca Trevigiana Benazzi. Tra i problemi più grandi sul territorio, anche qui come diciamo spesso, la mancanza di personale. Il punto sulla situazione della sanità nella Marca. Liste d'attesa, rapporto tra sanità pubblica e privata, carenza di medici e infermieri. Sono i pensionati della CISL ad aprire i lavori al convegno organizzato a Castelfranco Veneto, che ha visto anche la presenza del direttore generale Francesco Benazzi. Abbiamo il dovere di dare risposte, ha detto Benazzi. La percezione tra i cittadini è che la sanità non funzioni. Per il sindacato CISL bisogna partire recuperando i 35 miliardi destinati alla sanità, che sono stati tagliati prima del Covid. Abbiamo carenza di medici di base, carenza di medici e operatori sanitari nelle strutture sanitarie. Abbiamo la necessità che arrivino risposte per dare sostegno alla richiesta dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati che sono sempre più in difficoltà perché non riescono a sostenere le spese sanitarie. Abbiamo problemi nelle liste d'attesa. Noi stiamo come sindacato cercando di fare il più possibile, primo per mantenere quelli che abbiamo all'interno del sistema, secondo per incentivare i giovani ad affrontare questo percorso di studi sia per quanto riguarda la figura dell'operatore sociosanitario che per quanto riguarda tutte le figure sanitarie, compresi i medici.
Senza questo personale noi non saremmo in grado di garantire questi servizi sanitari. Cruciale la mancanza di personale, migrato anche per motivi economici dal pubblico al privato. Al finanziamento della sanità mancano, secondo i dati dell'ultimo rapporto CREA, almeno 50 miliardi per avere un'incidenza media sul PIL analoga a quella degli altri paesi. In provincia di Treviso ogni anno escono dall'ULSS 2 per turnover o pensionamenti 180 infermieri. Le guardie mediche mancanti sono 139, 6 i pediatri, 10 i medici del 118. Io credo che siamo in regime rosso ormai da troppo tempo e se continua così andiamo a sbattere. La sanità pubblica, il servizio sanitario nazionale pubblico universale non si svende ma si difende e noi pensionati abbiamo intenzione di difenderlo fino all'ultimo. E rispetto al Covid abbiamo avuto, l'ho detto, un incremento del 30-20% di richieste in più rispetto al 2019. Però ci siamo dati questo obiettivo che è quello di sicuramente azzerare le D e poi ragionare sulle P, e devo dire che abbiamo già dato indicazioni ai nostri collaboratori che per esempio tutte le visite di controllo fatte per le patologie croniche vengono già prese in carico direttamente dallo specialista. Senza aver chiesto un'autorizzazione, la dipendente della pubblica amministrazione aveva un doppio lavoro, collaboratrice scolastica di giorno e barista di notte. Lonigo, una dipendente pubblica, svolgeva un secondo lavoro senza autorizzazione, scoperte dai finanzieri. Oltre a rischiare provvedimenti di carattere disciplinare, ora dovrà versare tutti i compensi percepiti all'ente pubblico di appartenenza, con segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti per danno erariale. È accaduto ad una collaboratrice scolastica di un istituto leoniceno che alla sera lavorava come barista in un locale a Sossano. Le indagini delle Fiamme Gialle di Vicenza e Noventa Vicentina hanno accertato i compensi percepiti nel periodo del secondo lavoro, effettuato senza aver chiesto autorizzazione all'ente pubblico di appartenenza. Per questo la Guardia di Finanza ha erogato una sanzione amministrativa anche al datore di lavoro, pari al doppio dei compensi lordi elargiti al pubblico dipendente. Andiamo in pubblicità, 2 minuti, state con noi, torniamo subito. Di nuovo in diretta con Focus TG, in regia Renato Grappoia e Mattia Pizzai. Andiamo a Bassano del Grappa perché oggi primo giorno di chiusura del Ponte Nuovo, già preceduta la chiusura da aspre polemiche. Ci racconta tutto su questa prima giornata Alex Giuliano in diretta, a te la linea. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo sul Ponte Nuovo, il Ponte della Vittoria a Bassano del Grappa, primo giorno di chiusura totale del ponte e come potete vedere alle nostre spalle questo è uno dei tanti automezzi, una delle tante automobili che arrivano e ignare della chiusura del ponte. Ecco, siamo in diretta e proprio un'altra cittadina. Il ponte è chiuso, signora, sarà chiuso per 2 mesi abbondanti. Ecco, abbiamo fatto un servizio di pubblica informazione con questa cittadina di Bassano. Questo è il bello della diretta, nel senso siamo noi a fare informazione e a dare anche informazioni. Ma tornando seri, il problema rimane perché sono tantissimi, come potete vedere, i bassanesi, gli automobilisti che arrivano anche a velocità sostenuta e non accorgendosi della presenza dei cartelli, della chiusura del ponte, insomma, si trovano davanti il cantiere che appunto oggi certifica l'inizio dei lavori che, lo ricordiamo, dureranno con la chiusura totale del ponte per 2 mesi abbondanti. Poi ci sarà un altro periodo in cui i lavori che in questa fase interessano, in questo primo stralcio, la parte superiore del ponte, dicevo da settembre ci sarà comunque un altro periodo di chiusura parziale del Ponte Nuovo. Vi abbiamo raccontato di questo e di tanto altro
nel corso della settimana, proprio di avvicinamento alla chiusura di questo che è un punto nevralgico di contatto, di viabilità a Bassano. Ma c'è un'altra novità, perché oltre al malcontento dei cittadini, al malcontento, ve ne abbiamo appunto raccontato, degli esercenti, proprio ristoratori, baristi e titolari di attività commerciali stanno mettendo nero su bianco alcune iniziative per provare a limitare i danni. Fra queste la creazione proprio di una segnaletica particolare per percorsi alternativi che vadano a valorizzare appunto le aree che vengono o tagliate fuori dalla chiusura del ponte, oppure aree che vengono, diciamo, lasciate un po' in disparte per favorire la viabilità alternativa vista la chiusura appunto del Ponte della Vittoria. Mentre altre automobili, come Renzo Rigon può farci vedere, continuano in diretta ad arrivare e a trovarsi di fronte al ponte chiuso. Questo sicuramente è un problema che riguarderà i primi giorni, ma intanto è un problema da segnalare, vi dicevo, con questo gran numero di automobili che arrivano, e guardate, è un flusso continuo. Siamo in diretta da pochi minuti e se ne contano almeno una quindicina di automobili che si trovano in difficoltà, spiazzati dalla nuova viabilità e dall'inizio dei lavori. Vi dicevo, tante cose che andremo ad approfondire anche nel corso delle nostre edizioni serali dedicate all'informazione. Perché? Perché i cittadini oggi, che è il primo giorno ufficiale di chiusura, hanno intasato i centralini della polizia locale proprio per lamentare code, denunciare anche problemi di sicurezza. Ma di tutto questo chiaramente ne parleremo in maniera più approfondita. Io ringrazio Renzo Rigon per le immagini puntuali e restituisco la linea allo studio. Grazie ad Alex Giuliano. L'Interporto di Padova, uno dei principali nodi commerciali del nord Italia, festeggia mezzo secolo di attività e all'università c'è stato un evento per celebrare i traguardi e pensare al futuro. Andiamo in diretta con Francesco Rattai, l'operatore, e Cristian Rocche. Allende, a te Francesco. Buongiorno da Padova, ci troviamo nell'aula magna dell'Università a Palazzo Bo sull'Easton. Siamo qui perché c'è un compleanno speciale oggi. Si festeggiano i 50 anni dell'Interporto di Padova, il grande hub della logistica in zona industriale. Un evento a cui hanno partecipato in molti, ma sentiamo le testimonianze dei protagonisti, il presidente dell'Interporto e il direttore generale. Stamattina celebriamo i 50 anni di Interporto e lo facciamo in questa splendida aula magna. Abbiamo riconvocato anche tutti i presidenti che nella storia hanno guidato Interporto, e lo sguardo che abbiamo però è il futuro perché la sfida tecnologica è la sfida per far crescere Interporto e farlo essere sempre un'eccellenza del nostro territorio. Parliamo di numeri. Come sono andati gli ultimi 10 anni? Che investimenti sono fatti? Quante merci vengono movimentate nell'Interporto cittadino? Le cose sono andate particolarmente bene perché sono state fatte delle scelte strategiche importantissime. Quindi noi abbiamo puntato molto sullo sviluppo intermodale, abbinato alla realizzazione di magazzini specifici per la movimentazione merci. Per noi la merce è il container o il semirimorchio. Anche la scelta di aggiungere lo spostamento di semirimorchi oltre ai tradizionali container è stata premiante perché ci ha permesso di raggiungere negli anni scorsi un numero incredibile di traffico per le nostre dimensioni, circa 8.000 treni e 400.000 container. L'Interporto di Padova è all'incrocio tra due corridoi, tre dei 4 corridoi che attraversano l'Italia passano per il Veneto e, come vi dicevo, 2 si incrociano a Padova. Padova è un interporto strategico che negli anni veramente ha reso grande anche il Veneto, e insieme all'Interporto di Verona fanno veramente la differenza. Basti pensare che movimentano il 50% delle unità di trasporto intermodali di tutta Italia.
E questa era la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti. Dopo 4 anni di stop e con una versione rinnovata e ridotta per ragioni di sicurezza, è tornata la discesa folcloristica sul Sile. Ironia e divertimento a colpi di pagaia e gavettoni, con centinaia di persone arrivate sulla restiera per assistere allo spettacolo. Ovviamente siamo a Treviso. Tra risate e immancabili gavettoni è tornata dopo 4 anni di stop la discesa folcloristica del Sile, versione e percorso aggiornato per la sicurezza, non più bizzarre imbarcazioni fai da te, vasche da bagno, ma solo barche omologate, gommoni, dragon boat e canoe, ma travestimenti, ironia, battute e doppi sensi non sono mancati. Nel senso, gommone che i popcorn per tutta la cittadinanza di Treviso e i limitrofi, insomma, e suore, perché Monegas è suore. Giusto? Vi siete divertiti? Molto, sì, è stato molto divertente e rinfrescante. Grandissimo divertimento. Serviva a ritornare come una volta, dai. Molto bello. Il tema del vostro gommone? 80 voglia di 90. Abbiamo come sponsor anche Dix Anal, che non si sa mai. E quindi è stato molto divertente e simpatico, dai. Soddisfazione per gli organizzatori di questa prima edizione rinnovata della discesa. Non era aspettato un pubblico così proprio massiccio. Le imbarcazioni sono state circa una trentina in acqua e i partecipanti erano su 270-300. Siamo felicissime. Dopo 4 anni finalmente un po' di persone sono venute qua a festeggiare tutte assieme e questo, è bello, è un'emozione. Tra gli organizzatori il Canoa Club Sile a sottolineare l'evento sportivo ma anche l'impegno per la valorizzazione del fiume. Noi più portiamo gente in canoa e più li responsabilizziamo per quanto riguarda avere un Sile guarito, cioè un Sile che sia dal punto di vista naturalistico al massimo a disposizione della popolazione. E dopo la discesa la festa è proseguita a suon di musica. È una bella festa e tra le imbarcazioni grande successo per la Dragon Boat, che ha visto pagaiare 12 sindaci della Marca, non solo di comuni affacciati sul Sile, a fare gli onori di casa, Treviso e Silea, ma poi c'erano Cappella Maggiore, Mogliano, Spresiano, Istrana, Casale, Monastier, Breda di Piave, Carbonera e San Biagio di Callalto. Partenza! 1, 2, 3, siamo tutti sulla stessa barca! Entusiasti e bagnatissimi, tra i più applauditi 12 sindaci della Marca che in Dragon Boat, fascia, tricolore e pagaia hanno partecipato alla discesa folcloristica del Sile. Mario Conte e Rossella Cendrona a fare da padroni di casa con il motto "Siamo tutti nella stessa barca". Siamo riusciti, grazie al Canoa Club, a trovare il giusto compromesso tra sicurezza e tradizione e quindi questa è stata l'edizione della ripartenza. Prossimo anno inviteremo tutti i sindaci del Veneto perché così si possono apprezzare le bellezze del nostro fiume Sile, divertirsi e anche fare tanta beneficenza. Bellissima questa discesa sul Sile, urlando siamo tutti sulla stessa barca, insomma, per dire che lavoriamo insieme, abbiamo gli stessi problemi ma ci aiutiamo e ci divertiamo anche insieme come in questa occasione, pensando anche al nostro bellissimo Sile. È una giornata stupenda. È una bellissima iniziativa, un bel messaggio, quello di far squadra tra di noi per amministrare il nostro bellissimo territorio. Ci siamo un po' bagnati ma ci siamo tanto divertiti e abbiamo lanciato anche un bel messaggio, tanta gente intorno alla riva del Sile ed è bello stare insieme, è bello lavorare assieme proprio per il territorio. E così tutti a pagaiare nella stessa direzione con una sfida già nel cassetto per l'anno prossimo. A pagaiare perché noi amministratori siamo sempre al fronte, tutti sulla stessa barca e ci sentiamo uniti da questo servizio al cittadino che diamo e quindi davvero non ci sono preclusioni, pagaiamo insieme per dare appunto sempre di più ai nostri cittadini nonostante insomma anche condizioni molto critiche. È un messaggio bellissimo per la ripartenza di questa splendida manifestazione per il territorio. La barca di Antena 3 il prossimo anno vogliamo la barca di Antena 3 con tutti i giornalisti, la redazione e in testa il direttore. No, e sarà
guerra dell'acqua tra barca dei sindaci e barca dei Uscirà giornalisti. la festa del gavettone e i sindaci si prenderanno cura dei giornalisti. Sì, molta cura. Umida. Ci saranno 3 barche l'anno prossimo, Antenna 3, Rete Veneta e Telenord Est, e io e il vice direttore Ferdinando Avarino ovviamente a vogare, a pagaiare. Adesso vediamo, volevo aggiungere che i sindaci sono bravi e simpatici, soprattutto sono sempre in prima linea. Bisognerebbe obbligare chiunque si candidi a parlamentare ad aver fatto prima il primo cittadino, così arriva a Roma preparato. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto, vediamo quali sono. Pausini, Laura Pausini, concerto a Venezia, ieri sera l'ultimo dei 3 concerti, decibel troppo alti, intonaco e calcinacci caduti in piazza e le solite polemiche. A Verona Carmelo Busti sparito a Malga San Giorgio, un anno dopo è ancora mistero. Cade dalla palestra di Roccia e muore, ne abbiamo parlato prima, con un servizio, stava arrampicando in valle di Schievenin. Il morto, la vittima è Stefano Cattelan, di 59 anni, di Mestre, pare stesse arrampicando da solo. Torniamo a Padova adesso perché è finita, almeno si spera, la siccità e quindi sono state riattivate le fontane monumentali. Sentiamo cosa ci dice in diretta Valentina Visentin. Buongiorno da Padova, siamo in Prato della Valle, alle mie spalle la storica fontana. Ebbene, da mercoledì potrebbe ritornare ad accendersi. Questo perché è stata parzialmente modificata l'ordinanza siccità del comune di Padova, che ha confermato le misure delle precedenti ordinanze, ma ha previsto un'eccezione per le fontane monumentali. La situazione della siccità è ancora critica, nonostante ci sia stato un leggero miglioramento dato le piogge abbondanti dei mesi scorsi, con un 52% in più della media storica per quanto riguarda la piovosità di maggio, che ha dato sì un po' di respiro ad una situazione molto critica, ma non l'ha risolta del tutto. Quindi il comune, dopo il tavolo tecnico con il Genio Civile e il consorzio di bonifica, ha previsto di rinnovare l'ordinanza del sindaco, aggiungendo però delle novità. Una di queste è proprio quella che riguarda le fontane storiche. Una è questa che vi mostriamo alle nostre spalle, ovvero quella di Prato della Valle, l'altra è ovviamente quella storica di Piazza delle Erbe. Quindi da mercoledì potrebbero riaccendersi. Ovviamente restano in vigore tutte quelle misure di attenzione che riguarda l'uso dell'acqua, l'uso anche per l'irrigazione dell'acqua per quanto riguarda i cittadini di Padova. E da Prato della Valle è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin. Occupiamoci di sanità, la sanità pubblica e le liste d'attesa. Dopo il sondaggio regionale dei sindacati, l'UL7 Pedemontana è risultata essere tra gli ultimi posti a livello di gradimento dei cittadini per la prenotazione dei servizi. I bassanesi in queste interviste confermano le lunghe attese. Vediamo. Sì, è vero, perché ho telefonato anche ieri per avere un ecodoppler e hanno detto che fanno un sollecito e continuano, ho telefonato 3 o 4 volte, sempre solleciti. Purtroppo è così e non si può fare niente. Mi hanno anche indirizzato verso l'assistenza agli ammalati, ma io là ho telefonato e hanno detto che non possono fare nulla. Lei è un anno che aspetta, ma sì. Perciò vediamo come va, stiamo in attesa. Sta anche alla dirigenza dopo governare e collocare. Molto spesso la dirigenza, come dire, statale non è all'altezza. Parlo in generale. Se vuoi una cosa veloce devi andare sul privato, se no le liste di attesa sono di anno in anno, non fa tempo a morire e quindi è questo. E poi non funziona in generale niente purtroppo, era diverso una volta, adesso. Io è da un anno che aspetto una visita, una ecografia al ginocchio, è più di un anno. Devo andare adesso all'11 luglio e l'attesa è stata lunga. Perché forse vorranno che andiamo nella sanità privata, non lo so.
Penso questo io, ma è un po' male insomma questa cosa, ecco. La ringrazio. Cosa ne pensa? La stessa cosa che dice lei, che vogliono che andiamo a farci visitare nelle strutture private, che non è giusto. Non abbiamo la possibilità di fare queste cose, purtroppo. È una chiavica. Sì. No, è una chiavica, è una cosa impressionante. Vabbè, questi sono i cittadini a Bassano del Grappa. Diamo in pubblicità pochi istanti di nuovo e poi torniamo con altri servizi, i nostri inviati nelle province del Veneto. A tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG. 9 associazioni imprenditoriali trevigiane hanno scritto all'amministrazione di Mogliano per dire no all'apertura di un nuovo ipermercato nell'area ex Nigi, abbandonata da decenni. Risponde il sindaco Bortolato: la variante al PAT darà nuovi servizi alla comunità, incontrerò le associazioni. Area ex Nigi a Mogliano, ieri con un documento contenente le osservazioni alla variante del PAT, 9 associazioni imprenditoriali della Marca hanno mandato precise richieste all'amministrazione comunale. Chiaro il messaggio: sì al recupero, ma no all'insediamento di nuove strutture commerciali medio-grandi come ipermercati o centri commerciali, dei quali il territorio è già saturo e che mettono in crisi il commercio al dettaglio. Oggi il sindaco risponde. Io voglio adesso incontrarle, quelle associazioni, perché hanno capito male quello che si vuole fare in quell'area. Voglio sentirle, voglio spiegar loro che si tratta di una rigenerazione, di un'archeologia industriale che viene completamente restaurata, dove all'interno troviamo anche lo spazio per fare la nuova caserma della polizia locale, la nuova sede della protezione civile, quindi servizi importanti per la città. Poi tra l'altro non capisco, alcune associazioni a livello locale hanno espresso un parere positivo, a livello provinciale hanno cambiato il loro parere, sembra che la mano destra non sappia quello che faccia la sinistra. Una variante, quella portata avanti dall'amministrazione, che, dice il sindaco, non va ad aumentare la superficie. Con questa variante al PAT noi andiamo a ridurre sostanzialmente quello che è in città la previsione di nuova superficie commerciale, perché passiamo dai 5.000 metri quadri previsti con il PAT attuale a 4.000 metri quadri futuri. Ai festeggiamenti per i 50 anni dell'Interporto di Padova e l'inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico, eravamo prima collegati in diretta con Francesco Rattai, era presente anche il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin, che ha colto l'occasione per parlare del futuro dell'energia nel nostro Paese. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni. L'Italia fino a oggi ha il 2/3 della propria energia che provengono da carbone, ci sono ancora centrali a carbone, da petrolio, termoelettriche a petrolio e gas. Naturalmente l'obiettivo che abbiamo, ed è l'obiettivo programma del governo e inserito nella programmazione energetica, è quella di far crescere le rinnovabili, ribaltando questo rapporto, facendo in modo che al 2030 ci siano 2/3 di rinnovabili e 1/3 di fossili, e che il fossile rimanga solo il gas, che tra tutti i fossili è il meno inquinante, usiamo questo termine. E naturalmente la sfida è fotovoltaico, è eolico, è geotermico, è un nuovo idroelettrico, perché sono 30 anni che non facciamo più non produciamo più idroelettrico, un nuovo idroelettrico, e naturalmente poi in un lontano futuro io sono convinto possa esserci anche un nucleare di nuova generazione, di quarta generazione, ottimo, e poi successivamente per le generazioni future la fusione nucleare. E parliamo ancora di ambiente, perché sono stati identificati i baby vandali che hanno dato fuoco al verde, a una zona verde di Mogliano Veneto. Sono stati identificati, ora, dice il sindaco, saranno le famiglie a dover pagare i danni. Tolleranza zero contro chi imbratta, contro chi sporca, contro chi rompe.
Il Pugno di Ferro di Mogliano, dopo aver individuato l'identità e il numero degli autori dei gravissimi atti vandalici dei giorni scorsi. Come l'incendio in un parco della nostra città, il Parco ai Salici, fortunatamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Si tratta di 5 ragazzini e ragazzine. Ahimè sono minorenni, adesso verranno convocati con i genitori e assolutamente faremo pagare i danni per chi ha commesso questi atti vandalici. Assolutamente i danni devono essere pagati. Tutti hanno tra i 10, 11 e 13 anni, sempre di Mogliano. Nei giorni scorsi hanno devastato una parte di piazzetta del teatro del Parco dei Salici, con gli arbusti date alle fiamme in pieno pomeriggio in via del Cotone. E qui vediamo ancora visibili i segni di quello che è stato quest'atto vandalico, con le piante letteralmente carbonizzate. Possiamo immaginare la paura dei residenti con le abitazioni qua vicino, visto l'alta nube di fuoco divampata nell'arco di pochissimo tempo. Pesante la multa che ora le famiglie dovranno pagare all'amministrazione comunale. Solamente per il Parco ai Salici parliamo di 8.000 euro e invece per quanto riguarda la piazzetta del teatro stiamo quantificando, ma sicuramente qualche migliaio di euro. I baby vandali individuati grazie alle telecamere. Un grandissimo sistema di videosorveglianza che abbiamo inaugurato recentemente l'8 qui di giugno con nuove 95 telecamere di ultima generazione, e queste ci hanno permesso anche in questo caso di individuare i responsabili. Gli atti vandalici per noia, bravata, per poi magari immortalarli sui social. Secondo me i ragazzi in quel momento non si rendono conto, ma devono capire che il patrimonio pubblico è un patrimonio di tutti. Noi facciamo tanta fatica per mantenerlo pulito, per mantenerlo bello, decoroso. Vediamo alcuni titoli sui fatti nazionali e internazionali. In Francia partono le ronde neofasciste, riporteremo l'ordine contro questi stranieri. L'analisi Lazare, cresce il partito di Le Pen. E qui a fianco una notizia curiosa: la tecnica dell'astuto fattorino: mangia una fetta di pizza prima di consegnarla e non lascia tracce. Taglia una fetta, poi riavvicina i lati e riconsegna la pizza. Vabbè, molto astuto in effetti. Vediamo Giorgia Meloni, abbiamo visto prima il suo intervento, l'Unione Europea oggi parla di sovranità, era impensabile a breve un CHIPS Act italiano, Bonomi, ok salario minimo, nostri contratti più alti, paghiamo il giusto. Questi sono gli industriali lombardi che hanno ricevuto oggi la Presidente del Consiglio. Vediamo un altro servizio a questo punto. Dopo circa un anno tornano nella loro dimora all'interno della Basilica del Santo a Padova le sculture di Donatello, protagoniste di 3 mostre di livello internazionale a Firenze, Berlino e Londra. 14 mesi lontane da casa tornano al Santo le sculture di Donatello prestate per le mostre internazionali di Firenze, Berlino e del Victoria and Albert Museum di Londra. Dalla doppia cassa, trasportata su gomma, è pronta a respirare l'aria della basilica a sua dimora da 6 secoli, la scultura più attesa, lo splendido crocifisso in bronzo che torna a ergersi sopra l'altare maggiore, maneggiato con la cura e la professionalità che un'opera di tal fatta merita. Simbolo del Rinascimento, questa plastica rappresentazione della crocifissione di Cristo è stata studiata e ammirata nel corso di 3 mostre dedicate al maestro fiorentino, con le 4 tavole del miracolo della mula e l'Imago Pietatis, bronzo dell'altare maggiore. Il ritorno delle opere di Donatello al Santo e la chiusura di un cerchio di degna celebrazione del genio del maestro fiorentino, il commento del delegato pontificio Monsignor Fabio Dalcin. Si trattava di fare un punto sugli studi su Donatello e di diffonderne la conoscenza a un pubblico italiano e internazionale, obiettivo evidentemente centrato perché la mostra fiorentina è stata giudicata dalla stampa specializzata la più importante del mondo del 2022. Purtroppo un altro incidente sul lavoro a Pove del Grappa, ci dice tutto Vanessa Banzatto in diretta. A te la linea, Vanessa.
Sì, buongiorno, ci troviamo in via Monte Pasubio a Pove del Grappa, 2 passi dal centro del paese, proprio davanti alla ditta Tormec, dove stamattina è capitato l'ennesimo infortunio sul lavoro. Si trova in gravissime condizioni all'ospedale di Bassano del Grappa un operaio di 52 anni. Erano le 8 circa quando l'uomo stava lavorando a un tornio e il braccio gli è rimasto incastrato proprio sotto il macchinario. Subito è stato soccorso dai colleghi, immediato l'arrivo anche dell'ambulanza del SUEM. L'uomo è stato portato immediatamente in condizioni, dicevo, molto serie, in codice rosso all'ospedale. Non è in pericolo di vita fortunatamente, ma si pensa al peggio per quanto riguarda proprio le condizioni dell'arto, del braccio che è rimasto schiacciato sotto questo tornio. E sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spisal per cercare di capire quali possano essere state le cause di questo ennesimo, vogliamo ripeterlo ancora una volta, infortunio sul lavoro. Per il momento è tutto, ricedo la linea allo studio. Grazie molte, grazie a Vanessa Banzato. Purtroppo un altro incidente, la vita delle imprese e delle famiglie funestata da questi incidenti anche molto gravi. Chiudiamo il Focus TG vedendo di trovare al telefono Tiziana Bolognani, nostra inviata a Canazei, per la cerimonia con cui sono state ricordate questa mattina le 11 vittime della frana, della valanga di ghiaccio e di detriti del Seracco della Marmolada. Non so se abbiamo in linea Tiziana Bolognani. Ecco Tiziana, grazie ancora, se puoi darci un aggiornamento. Sì, direttore, ci siamo dovuti spostare dal piazzale dove si è svolta la cerimonia. Abbiamo attraversato la diga del Passo Fedaia perché ci sono stati problemi tecnici di campo e di rete, per cui eravamo oggettivamente in difficoltà. Poco fa ho sentito il Don Albino Dell'Eva che ha parlato e ha celebrato a nome dell'Arcivescovo di Trento una funzione molto partecipata. Il Don Albino ha pronunciato delle parole molto importanti. Ha detto che oggi si fa memoria, ma non è per torturarci a vicenda e per riaprire ferite. E a tal proposito devo dirti che c'è stato un cordone di possiamo dire sicurezza, di protezione nei confronti dei familiari ancora oggi molto provati, al punto che lo stesso Don Albino ha detto che è più probabile che si rimargini la ferita nel ghiacciaio che nei cuori, negli animi dei familiari delle vittime. Don Albino ha parlato di unità, di necessità di stare uniti e di continuare a manifestare ancora nei confronti dei familiari quella solidarietà che è riuscita fino ad oggi a lenire, per quanto possibile e se possibile, lenire un dolore così grande, il dolore di quella tragedia. Solidarietà, stringersi attorno ai familiari, perché chi porta il dolore di quella tragedia oggi ha solo il desiderio di pace. Ed è inutile ricordare che un anno fa alle 13:43 più o meno ci siamo come coincidenza oraria. Oggi, un anno dopo, un blocco di ghiaccio e detriti si staccò dal ghiacciaio di Punta Rocca. La regina delle Dolomiti mostra il suo volto ferito, ci parla e ci continua a parlare di tragedia, ma una tragedia, lo abbiamo appreso anche dall'evolversi, dall'evoluzione della vicenda giudiziaria, una tragedia che non ha responsabilità, che era imprevedibile e imponderabile.
una cosa che nonostante sul ghiacciaio della Marmolada da decenni si continuino ad effettuare, a svolgere studi anche dei geologi, dei tecnici dell'Università di Padova, Trieste e Firenze. Ecco bene, nessuno in quel momento poteva immaginare una tragedia del genere. Bene. E si è parlato... Tiziana, Direttore. grazie, ti ringrazio molto, dobbiamo chiudere qui perché siamo a poco oltre il limite massimo di Focus TG. Grazie molte e buon lavoro. Tiziana Bolognani, nostra inviata a Canazei in Trentino a un anno dalla tragedia della Marmolada. È tutto, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.